Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1, ben ritrovati anche sui nostri canali video. Speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. L'ospite di oggi è Antonio Silvio Calò, candidato del Partito Democratico. Buongiorno professor Calò. Buongiorno, e grazie per essere qui con noi. Ascoltatori. Allora, lei è diventato un caso nazionale, no? Tornando indietro di qualche anno, per aver ospitato, ne parleremo, un gruppo di rifugiati a casa sua, ne parleremo sicuramente tra poco. Adesso ha deciso di scendere in politica col Partito Democratico. Perché questa scelta? Ma guardi, la scelta è nata quando a giugno mi hanno telefonato da Bruxelles e mi hanno detto che mi avevano scelto come cittadino europeo dell'anno. Ero a Berlino con la mia classe, con i miei ragazzi. Chiaramente mi ha colpito questa scelta, però ringrazio moltissimo il Parlamento europeo per questa scelta. Però, come sempre, i premi vanno visti in due modi. Sono chiaramente un riconoscimento per quello che è stato fatto, ma io li leggo come invece uno sprone per continuare e portare fino in fondo questa missione, questa visione, perché secondo me quello che manca all'Europa è una visione. Senta, ha scelto il Partito Democratico, no? Non si può certo dire che sta salendo, è salito sul carro del vincitore, no? Ha preso un partito ai minimi storici che sicuramente credo abbia bisogno di qualche cambiamento al di là del neosegretario. Cosa ne pensa? Guardi, io ho scelto il Partito Democratico perché da sempre sono su quel solco di ideali e di valori e certamente non rinnego gli errori che sono stati fatti. Però adesso in questo momento c'è bisogno di una risposta forte verso questa deriva antidemocratica. E io credo che in questo momento non possiamo andare in Europa come Don Chisciotte, cioè da soli, no? Bisogna andare dentro dei contesti politici accreditati e che possono avere poi un peso reale nel momento in cui si prenderanno certe decisioni a livello europeo. Senta, con lei affrontiamo il tema dell'immigrazione, uno dei temi di questa campagna elettorale, indipendentemente dai partiti. Tutto lo schieramento politico unanimemente pensa che comunque, sebbene su diverse posizioni, l'Italia al centro del Mediterraneo è stata comunque lasciata sola dall'Europa. Anche lei pensa sul tema immigrati, anche lei è di questo parere? Allora, sotto un'analisi, diciamo così, politica generale a livello europeo, certamente l'Europa poteva fare molto, molto di più. Però non bisogna dimenticare quello che noi non abbiamo fatto nell'arco degli ultimi 5 anni, quindi mi rivolgo chiaramente anche ai governi precedenti. Governi che avrebbero dovuto, e il governo attuale, avrebbero dovuto e avrebbero potuto fare delle scelte molto più opportune, ed è quello che io ho cercato di proporre. Cioè a questi governi io propongo il modello 6+6+6, è un modello già attestato, è un modello che va a riprendere in mano l'esperienza straordinaria, secondo me, dello SPRAR comunque, e lo va a abbellire, io dico questo, e gli va a dare un connotato molto serio, cioè non più una cosa saltuaria, non più una cosa strutturata, nel rispetto delle regole da una parte, ma anche nella capacità di sguardo non solo all'oggi ma al domani, partendo però dall'umanità, dalle persone. Quindi il modello che lei ha applicato, no? Da singolo cittadino, da privato cittadino, può essere anche su ampia scala, come dire. Allora, noi abbiamo chiaramente, noi siamo una famiglia, rappresenta l'eccezione che conferma la regola, non può essere la regola. Quindi abbiamo immaginato questo modello traslitterato nei comuni, perché io sono convinto che un fenomeno storico come questo non può essere affrontato da singole persone o da volontari o da persone di buon cuore. Non basta, bisogna strutturare la cosa, proprio perché durerà tanti anni. E allora cosa si fa? Niente, si parte dallo Stato, e cioè dalla cellula dello Stato, dal comune. Quindi ho immaginato questi nuclei nei comuni. Ho
immaginato che per ogni 5.000 abitanti ci sia massimo un nucleo di 6 persone, per ogni 10.000 abitanti massimo 2 nuclei di 6 persone, per ogni 15.000 3 nuclei di 6 persone e così a livello esponenziale. Se noi facciamo due conti, tenendo presente i 60 milioni in Italia e i 510 milioni europei, perché comunque il modello io ritengo che deve diventare un modello unico, duttile, molto elastico, ma che deve adottare in maniera chiara e precisa tutta l'Europa. Se lei fa due conti, ripeto, il fenomeno migratorio verrebbe rivisto e corretto come l'ho sempre visto e corretto io, cioè addirittura come un'opportunità per l'Italia e l'Europa. Perché un'opportunità? Perché per due motivi. Primo, perché mette in moto elementi economici straordinari, assunzione di personale. Io ho assunto con i soldi che la Comunità Europea, l'Italia destinava ai profughi, abbiamo assunto tre italiani, 3 persone qualificate, un'operatrice, un insegnante e una psicologa. Abbiamo pagato un avvocato, abbiamo pagato un medico, abbiamo pagato le attività sportive, abbiamo mosso un'economia locale perché andavamo in 12 a fare la spesa presso quelle che erano le aziende a chilometro zero. Se lei moltiplica e immagina, no, che per ogni nucleo da 6 io ne ho assunti 3, moltiplichi, veda quante cose si possono muovere. Primo. Secondo, c'è un dato fondamentale. Il dato fondamentale è che abbiamo bisogno di gioventù, di gente giovane che abbia voglia di fare determinati lavori anche di bassa cosiddetta malavoranza, che tante volte gli italiani non fanno, ma non perché non vogliono fare, e questa è un'altra cosa che bisogna dire e specificare, ma perché nel corso di questi ultimi 20-30 anni giustamente il percorso educativo e formativo in Italia ha portato la stragrande maggioranza dei giovani a diplomarsi e anche a laurearsi alcuni. Quindi a guardare a lavori di altro livello su un piano professionale. Quindi comunque c'è bisogno della base, cioè delle persone che fanno determinate cose, e perché no? Questi sono giovani, hanno voglia di lavorare, hanno voglia di fare, se accompagnati. Il modello è stato vincente perché noi abbiamo accompagnato queste persone in tutte le fasi di graduale inserimento. Attualmente i miei ragazzi sono da marzo del 2017 tutti lavorano, 3 di questi hanno un contratto a tempo indeterminato, neanche mio figlio Bianco ce l'ha questo contratto, e oggi come oggi loro stessi sono i primi a dire: bene, adesso lasciamo la casa e facciamo la nostra casa, creiamo la nostra famiglia, ormai siamo autonomi, vogliamo giustamente iniziare un'avventura nuova. E questo è il compimento, secondo il mio punto di vista, è la cosa più bella che si potesse immaginare. Senta, ma è così semplice risolvere il problema, mi passi quasi una battuta, degli immigrati, no? Di questa ondata di immigrati, applicando questo modello? Come mai questa idea è venuta in mente a lei e non è venuta in mente a nessun altro dei politici, dei governanti, e non solo a quelli italiani? Guardi, il problema migratorio, ripeto, è un problema complesso, e il problema migratorio purtroppo da parte dei politici è stato visto come un problema solo in termini di voti, sia da parte di coloro che hanno fomentato la rabbia contro queste persone, sia da parte di coloro che invece sarebbero stati sono magari disposti a accettare, ma lo vedono come la possibilità di perdere voti. Io ritengo invece che il mio messaggio deve essere un messaggio, a mio avviso, di speranza. Io spero profondamente che si crei un connubio, un legame stretto tra l'Africa e l'Europa. Potrebbe rappresentare il futuro e potrebbe essere un vantaggio e per l'Europa e per l'Africa. Senta, lei è stato portato ad esempio, no, come un modello che funziona, ha ricevuto tanti riconoscimenti, ce n'ha appena parlato di uno molto importante, forse il più prestigioso a livello europeo. Ha ricevuto anche tante, non so se definirle, anche minacce oppure anche tanti insulti, soprattutto sui social. È questo l'aspetto che l'ha ferita di più? Allora, io credo che nessuno di noi sia contento di ricevere insulti e minacce quasi praticamente quotidiane da 4 anni a questa parte.
A queste persone dico sempre con molta serenità: venite e vedete. Cioè, abbiate il coraggio di incontrare i miei occhi, la mia persona, i miei figli. Se queste persone non sono in grado di andare oltre l'insulto cosiddetto nascosto, vabbè, si qualificano da soli. Cioè, io non ho paura di queste persone. Senta, lei pensa che gli italiani siano in gran parte razzisti, o comunque come giustifica il fatto che l'idea, il concetto di chiudere i porti, di alzare i muri stiano raccogliendo così tanto consenso? Allora, intanto bisogna sempre rispettare la paura e in democrazia la differenza di valutazioni. Io non me la sono mai presa con le persone che per ovvi motivi, per evidenti motivi di vita quotidiana non hanno il tempo per informarsi, per studiare, per approfondire. Con queste persone, ripeto, dico sempre: venite e vedete, confrontiamoci apertamente. Ma non mi sento di accusarle di aver coltivato questo odio, tra virgolette, verso queste persone. Quello che invece mi preoccupa moltissimo e a cui non darò tregua è l'incapacità di chi ci governa, di qualsiasi colore. Queste persone sanno perfettamente qual è la situazione attuale in Italia, in Europa e a livello internazionale. Perché se lo sa un professore della provincia di Treviso, non vedo come loro non possano saperlo. Lo sanno e, pur sapendo, continuano a dire falsità e menzogne. E queste falsità e queste menzogne coltivano e stanno coltivando odio, rancore, rabbia nelle persone comuni. Nel momento in cui finalmente agli italiani si sarà detto veramente quello che è il reale, cioè la situazione reale in Italia, in Europa e in Africa e in altri luoghi di grande, purtroppo, migrazione, allora le cose cambieranno completamente. E anche quelle persone comuni che hanno coltivato l'odio molto probabilmente potrebbero ripensare che alla fin fine, oggi come oggi, in un mondo globalizzato, la terra è di tutti, non è di qualcuno. Nessuno ha scelto dove nascere, quando nascere e con chi nascere. A tutti deve essere data l'opportunità di vivere dignitosamente e profondamente la loro umanità. Senta, il tema dell'immigrazione l'abbiamo affrontato. Cos'altro c'è che non va in questa Europa? Allora, purtroppo l'approccio che abbiamo nei confronti dell'Europa è sempre un approccio, spesso e volentieri negli ultimi anni, estremamente negativo. Io, me lo lasci dire, ho un approccio un po' diverso e dico: prima di tutto garantiamo quello che e mettiamo in rilievo quello che l'Europa ha dato e ci ha dato in questi anni. Allora, la prima cosa fondamentale: l'Europa ha rappresentato negli ultimi 70 anni la pace. Ora, la pace non è una cosa qualsiasi, è una cosa fondamentale. Senza la pace non c'è nessun'altra cosa. Tutto il resto è secondario. Quindi io farò di tutto perché l'Europa rimanga testimone della pace, rimanga l'alfiere della pace. E invece noi sappiamo perfettamente che ogni volta che in Europa sono nate istanze nazionaliste e divisive, l'Europa ha solo creato guerre e distruzione. E me lo lasci dire, come storico, nel mio piccolo, è così, è stato sempre così. Allora, ecco che il valore dell'Europa, bisogna darlo questo valore, bisogna metterlo in risalto. Poi l'Europa ha un altro secondo grande valore. È stato un esempio in tutto il mondo, ancora adesso lo stiamo smantellando noi, questo esempio. Di che cosa? Di welfare. Lo Stato sociale europeo è l'unico vero Stato sociale in tutto il mondo. Basti pensare che in America e negli Stati Uniti ci sono 43 milioni di persone che non hanno neanche un minimo di appoggio sanitario. 43 milioni, no? Pochi, Allora, ricordiamocelo questo. E in vario modo, per carità, però questo è stato un'altra cifra fondamentale dell'Europa. Coltivare una solidarietà
che potesse dare a tutti i cittadini presenti in questo contesto il minimo, ma un minimo necessario. E quindi le politiche sociali, politica del lavoro, ma anche la politica appunto sanitaria, l'istruzione. Oggi come oggi l'Africa sarà sempre instabile finché politicamente, giuridicamente, militarmente, finché noi non avremo in Africa un'istruzione garantita, una sanità garantita. Sono i presupposti fondamentali di tutto il resto. Quindi l'Europa va vista certamente nel suo peccato originale, che è il peccato spesso e volentieri dell'indecisione e non della decisione, me lo lasci dire. Ma bisogna anche ricordarsi quello che è sempre stato la cosa più importante, secondo me, dell'Europa come garanzia. E volevo dire, e finisco questa con una sottolineatura, l'Europa non ha mai, certamente spesso e volentieri noi diciamo ma perché è così lenta nelle sue decisioni, perché così lenta nel suo appunto incedere. Però ricordiamoci un'altra cosa. Io quando sono stato alla premiazione ho sentito 28 lingue. Allora, l'Europa è 28 lingue, 28 stati. L'Europa è una realtà complessa. Oggi noi abbiamo la voglia sempre che le cose si possano risolvere con uno schiocco di dita, con un flash, con un selfie, con uno slogan. No, la democrazia, ecco l'altra grandissima cosa che l'Europa ci ha dato e deve conservare. La democrazia è complessità, non è semplificazione. No? Ogni volta che nel mondo i linguaggi sono incominciati a essere sempre più semplificati, non si è creato altro se non una strada, anzi un'autostrada verso la dittatura. E questo dobbiamo dirlo, bisogna dirlo alle persone. Signori, se semplifichiamo i linguaggi, c'è sempre appunto un capo pronto a un pifferaio magico, no? A condurre le danze. E invece io trovo che la complessità, la difficoltà della democrazia è un valore straordinario che dobbiamo conservare, anche se chiaramente comporta un incedere, mi lasci dire, incerto. Senta, siamo verso la fine, ci racconti qualcosa di questa campagna elettorale che insomma con suo dispiacere immagino la tiri un po' lontano dai suoi studenti in questi giorni? Sì, io sono un insegnante, amo moltissimo il mio mestiere e certamente mi dispiace molto non essere in classe in questi giorni. Però dall'altra parte credo che i miei studenti possano capire perché questa scelta, di fronte alle cose che abbiamo enunciato in maniera molto semplice in questi minuti. Ma volevo sottolineare che guarda caso al primo posto nel mio programma ci sono i giovani. I giovani il problema del lavoro, i giovani il problema della casa, le donne col problema gravissimo tra l'idea del figlio e l'idea del lavoro e della professione. C'è il clima, assolutamente, dobbiamo avere il coraggio di guardare, ma sul tema del clima bisogna anche fare in modo di educare, informare, educare tutti fin da bambini a essere custodi della propria terra, custodi del proprio territorio. E quindi per me cos'è che è stato bello? È bello pensare che il grande tema, un altro grande tema sarà di sicuro nella mia campagna il rapporto, portare a un rapporto paritetico l'Unione Africana con l'Unione Europea. Sto viaggiando tantissimo, ho incontrato tantissimi giovani e tantissime persone. A queste persone, a questi giovani io voglio dare una speranza, voglio dare una visione, vorrei dare una serenità, una fiducia, perché oggi manca questo, manca la fiducia, manca la serenità per poter fare qualcosa insieme, e si fa insieme. L'Europa è un contesto libero, dobbiamo fare di tutto perché questa libertà rimanga intatta. Senta professore, di solito concludiamo con un appello al voto, l'appello a votare Calò e a votare Partito Democratico. Lei, se me lo consente, non glielo faccio fare questo appello a votare Partito Democratico, a votare Calò, ma le faccio fare un altro appello, soprattutto ai giovani: andate a votare. Assolutamente sì. E state attenti, potete andare a votare tutti quanti. C'è stata una bufala dicendo che solo i 21enni
da 21 anni in su, andate, anche i diciottenni devono andare a votare, andate a votare per diventare cittadini consapevoli di questa nuova Europa. E grazie ad Antonio Silvio Calò, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, siamo stati in compagnia del candidato del Partito Democratico Antonio Silvio Calò. Lo speciale termina qui, grazie a tutti per essere stati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Arrivederci. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.